Dopo 23 anni Tarvisio torna ad ospitare i campionati mondiali di sci categoria juniores. Il comprensorio friulano sarà quindi capitale dello sci dal prossimo 24 febbraio fino al 6 marzo. Cornice splendida che vedrà impegnati 382 atleti, tutti tra i 15 e i 20 anni, rappresentanti di oltre 60 nazioni che si daranno battaglia sulle piste tarvisiane per un evento organizzato da Promoturismo FVG in collaborazione con il comune di Tarvisio e gli sci club locali. Un evento di fondamentale importanza sia dal punto di vista sportivo sia per il turismo del territorio, visto che si prevedono più di 6.300 pernottamenti per quella che sarà l'edizione numero 44 dei campionati mondiali juniores. 6 saranno le discipline dello sci alpino: discesa libera e super G per le gare di velocità, slalom e slalom gigante per le prove tecniche e poi parallelo e combinata per gli eventi di squadra. Un evento sportivo che però si declina anche su turismo e indotto. Ma che avrà soprattutto il compito di continuare a promuovere la nostra regione. Si svolgerà a Tarvisio, ci saranno i laghi di Fusine, la Val Saisera, il Monte Lussari, 700 persone solo tra atleti e preparatori, più tutte le famiglie, l'indotto che ci sarà, di conseguenza un evento internazionale, 60 paesi, tantissime squadre, quindi rappresenta uno dei tanti eventi che la Regione Friuli-Venezia Giulia sta mettendo nei propri calendari annuali. Insomma, stiamo lavorando benissimo, le piste del Friuli da sci del Friuli Venezia Giulia vengono riconosciute, sono riconosciute Svezia, la nazionale, Italia, la nazionale. I tanti utenti, i tanti turisti ci riconoscono una grandissima capacità nella gestione delle stesse, ma soprattutto la grande capacità nella gestione di questi grandi eventi. E un grazie lo voglio fare anche ai collaboratori di Promoturismo.